sta? Buongiorno a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora sappiamo che su questo tema Giuseppe Conte è molto sensibile, diciamo che da avvocato del popolo pare si trasformi in querelante del popolo, cioè quereli a raffica chiunque osi affrontare l'argomento come se ci trovassimo dentro il dibattito, diciamo, di una liberal democrazia. Però oltre alle pattuglie del querelante del popolo poi c'è la logica formale, elementare, c'è la cronaca recente di questo paese, anche in un momento drammatico come quello dell'esplosione dell'emergenza Covid, che è già diventata la storia, o che può diventarlo, o che lo diventerà quando si saranno chiarite tutte le componenti che hanno giocato un ruolo in quel momento per elaborare consapevolmente e fin collettivamente un momento importante della storia del paese. Insomma, sì, di quella stagione si può parlare al di là delle appunto pattuglie del querelante del popolo, ma noi vogliamo stare a monte con l'argomento. Poi ci sono delle questioni di merito che stanno emergendo nella commissione, che non sono propriamente irrilevanti, ma che peraltro non per forza determinano una responsabilità personale di Giuseppe Conte. Anzi, qual è però il macro tema a monte? Beh, è il seguente: esiste, questo credo che neanche Giuseppe possa negarlo, esiste questa commissione d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria da SARS-CoV-2. Questa è l'intitolazione della commissione. Allora, l'emergenza sanitaria da SARS-CoV-2 nella sua prima fase, quella autenticamente emergenziale, anche perché, come dire, ha costituito un cigno nero, una cosa completamente inaspettata e quindi un'emergenza autentica, era sotto la gestione del governo Conte 2, del governo giallorosso. Quindi la domanda è: chi era, proprio per gerarchia e galloni acquisiti sul campo, il macro gestore di quella stagione? L'allora Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che peraltro ne era perfettamente consapevole, perché ve lo ricorderete anche voi, non credo sia una mia allucinazione Charliero a notte fonda con delle dirette Facebook attraverso le quali ci informava quali diritti costituzionali la mattina dopo non sarebbero valsi più, perché abbiamo assistito a questo. Quindi sicuramente era molto consapevole del suo ruolo, non l'ho visto timido o poco interventista. Quindi la domanda veramente di logica elementare è: chi sarebbe la persona più interessante, saliente da audire in una commissione d'inchiesta sulla gestione dell'allora emergenza sanitaria? L'allora Presidente del Consiglio. È una tautologia, ma anche per appurare il lavoro ben fatto, anche per audire le ragioni che dal suo punto di vista ci saranno state sicuramente in una fase appunto da cigno nero, quindi senza della malevolenza a priori o della benevolenza a priori. La persona fattualmente più dirimente da audire in una commissione d'inchiesta sull'emergenza Covid è il Presidente Conte. Questo lo capisce chiunque. Ebbene, a quanto pare è proprio la persona che non si può audire, perché il Presidente Conte è anche membro della suddetta commissione d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza Covid, e quindi sussiste un'incompatibilità formale, perché, come dire, sbocca in un evidente conflitto di interessi tra il ruolo di commissario esaminatore e quello di testimone audito, e quindi non si è ancora audito e non si può audire formalmente la persona più interessante da audire in quella sede. Allora capite che poi a valle ci sono tutte le questioni emerse. Oggi trovate un pezzo molto documentato di Simone Di Meo su Libero, che mette in fila dei numeri, per esempio l'enormità per cui nella prima fase emergenziale Francia e Spagna acquistavano mascherine FFP2 spendendo la metà rispetto al prezzo migliore ottenuto dalla mitologica struttura commissariale italiana, quella allora diretta da Domenico Arcuri. Il caso della maxi commessa da 800 milioni di mascherine cinese, pagata 1,25 miliardi di euro,
a società che poi si è scoperto appena costituite rispetto a concorrenti che sembravano molto più performanti sulla materia, e con una serie di commesse a intermediari, persone che si inseriscono, amici degli amici, con una componente insomma da commedia all'italiana. Peraltro da questi filoni non sono scaturite poi ricadute concrete giudiziarie, ma non è questo, è una commissione politica ovviamente, è una commissione politica sull'emergenza Covid che non può sentire il gestore in capo della suddetta emergenza. Sarà un caso, Conte non ci aveva pensato all'incompatibilità, nessuno insinui che ci sia una malizia nel fatto che Conte sia in questa posizione di incompatibilità che gli permette di non essere audito, non ci ha minimamente pensato. Sani però questa oggettiva anomalia, dimettendosi dalla commissione e spiegando a una commissione parlamentare, non al bar, a un talk televisivo, a una commissione parlamentare che ha quel compito, spiegando come è stata illuminata, efficace, efficiente la sua politica. Altrimenti, volenti o nolenti, da un punto di vista logico, qualcosina che non funziona ci sembra esista. Grazie a tutti.